Buonasera a tutti, grazie per essere anche questa sera numerosi. L'incontro, come avete visto, è stato spostato in biblioteca, i prossimi 2 incontri invece saranno in sala Chilesotti. Portate pazienza di questi spostamenti, alcuni decisi all'ultimo momento, ma dipende da iniziative contestuali che vengono realizzate anche in museo. Allora, prima di dare il benvenuto e segnalarvi la conferenza di questa sera, volevo ricordarvi che la settimana prossima, sempre nell'ambito di Venerdì Storia, abbiamo organizzato un incontro, ci sembrava doveroso, sull'attualità, drammatica attualità, cioè il conflitto russo-ucraino, giovedì 24 in sala Chilesotti alle 17:30. Giorgio Spagnolo, generale dell'esercito italiano, analista di politica internazionale, e don Gianluca Padovan, docente di grande religione all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Vicenza, parleranno appunto di origini e prospettive della crisi russo-ucraina. Mentre venerdì, secondo la programmazione di Venerdì Storia, avremo ospite uno dei maggiori storici italiani, grande esperto della questione del confine orientale, del tema delle foibe, che è il professor Raul Pupo, docente da poco in pensione all'Università di Trieste. Un incontro davvero molto molto interessante, che prende spunto dall'ultimo libro pubblicato per la Terza dal professore e che si intitola Adriatico Amarissimo. Questa sera invece recuperiamo una conferenza che era stata programmata per il mese di marzo del 2020. Ricorderete, un mese molto tragico. In fretta e in furia abbiamo dovuto sospendere l'intera rassegna per lo scoppio della pandemia, però questo incontro, insomma, era doveroso recuperarlo per il tema e per anche l'importanza della nostra relatrice, che su questo tema ha scritto molto e si è molto occupata. Il tema è appunto 1900, la caduta del muro di Berlino, l'unificazione tedesca nel quadro internazionale. Un tema che risale appunto al 1989, ma che ha, credo, forse ce ne parlerà la professoressa, delle conseguenze anche nell'attualità proprio di questi giorni. Monica Fioravanzo è professoressa di storia contemporanea e di storia dell'Europa contemporanea all'Università degli Studi di Padova. Si è occupata principalmente dei rapporti tra fascismo e il nazionalsocialismo, di storia delle elite politiche nell'Italia repubblicana, della storia della Germania dell'Est e dei rapporti transnazionali tra organizzazioni femminili in Italia e in Europa durante la Guerra Fredda. Tra i suoi incarichi ricordiamo quello di visiting professor a Berlino, a Monaco, a New York. Tra le sue pubblicazioni più recenti, Italia e Germania dopo la caduta del muro, politica, cultura ed economia, 1943, strategie militari, collaborazionismi e resistenze, e infine Mussolini e Hitler, la Repubblica Sociale sotto il Terzo Reich. La ringrazio davvero per essere qui e buon incontro a tutti. Grazie per questa bella presentazione e grazie soprattutto per questo invito che mi ha fatto molto piacere, sia perché appunto era stato già programmato nel 2020 e per quelle tragiche circostanze era stato rinviato, e quindi mi fa piacere, insomma, essere qui. Poi è anche la prima volta che tengo una conferenza a Bassano, che è la città dove vivono i miei genitori e dove sono cresciuta, e quindi insomma è un bel ritorno. Non si sente? Adesso vabbè, niente, non ripeto, erano comunque ringraziamenti e il piacere di essere qui. Bene, allora il tema è stato già così indicato dal dottor Pagliantini, la caduta del muro e l'unificazione tedesca nel quadro internazionale. Io partirei da alcune immagini che sono appunto le immagini della caduta del muro, e quindi della notte tra il 9 e il 10 novembre dell'89, immagini che sono ben note, che molti di noi hanno visto direttamente nelle televisioni e che poi comunque ricorrono frequenti nei social media, su YouTube, su internet, e che le televisioni in fondo ci ripropongono ad ogni anniversario o anche in occasione poi dei decennali, oramai sono passati più
di 30 anni. Sono immagini che mostrano una grande, come dire, vivacità, un grande entusiasmo, un momento di rottura. Un momento di rottura inatteso, sappiamo un po' la casualità con cui si aprì il muro, appunto. E in particolare, se noi confrontiamo queste immagini con le immagini, l'autorappresentazione della DDR, cioè del regime della Germania dell'Est, quale veniva trasmesso dai mezzi di comunicazione, dalla televisione, vediamo, diciamo, lo iato profondo fra queste immagini dirompenti e l'autorappresentazione di un regime che sembrava sostanzialmente stabile e fermo, direi quasi immobile. Qui appunto Onecka, che era appunto segretario del partito della SED, del Partito Socialista Unitario, segretario del partito e capo dello Stato tedesco dal 71, le celebrazioni per il 1° maggio, la parata militare, il Palazzo della Republik, che era la sede della Volkskammer, cioè del Parlamento tedesco orientale. Naturalmente c'erano state quelle immagini che anche molti di voi ricorderanno delle fughe di tedeschi orientali verso l'est durante l'estate, però né ad est né ad ovest gli osservatori ritenevano che questo preludesse ad un crollo della DDR, ecco, sinteticamente adesso uso il termine DDR senza ripetere sempre Germania dell'Est. In Occidente non lo si riteneva un obiettivo a breve termine e per certi versi neppure lo si auspicava. Basti ricordare la frase famosa di Andreotti di qualche anno prima, che aveva sollevato un incidente diplomatico, quando Andreotti ad un festival dell'Unità intervistato aveva appunto detto: voglio, cito insomma a memoria, tanto bene alla Germania che addirittura ne voglio 2. Però non era soltanto una posizione italiana, perché forse molti di voi anche ricorderanno le affermazioni del vice segretario della NATO, il quale diceva che appunto aveva detto il britannico Ismay che l'alleanza atlantica aveva appunto la funzione di tenere la Americans in, Russians out and Germany down, quindi tenere la Germania sotto, e il che equivaleva a dire tenere la Germania separata. Quindi il crollo del muro, diciamo, un evento del tutto inatteso e del tutto estemporaneo, vero fino a un certo punto, ma in realtà un evento che affondava in una serie di cambiamenti che si erano sviluppati nella società tedesco-orientale nel corso della sua parabola e che poi avevano avuto un'accelerazione in seguito a una serie di circostanze nazionali ed internazionali che si aprono invece a ridosso della fine degli anni '80, dalla metà degli anni '80. E quindi nel corso, insomma, di questa conversazione io vorrei innanzitutto riflettere sulle ragioni di lungo periodo che hanno costituito le premesse non evidenti ma poi necessarie per la svolta dell'89, diciamo, per poi invece riflettere sulle radici prossime, sulle matrici nazionali ed internazionali che condussero alle proteste di massa dell'89 e poi condussero appunto alla riunificazione. Un percorso in cui il muro in qualche modo costituisce un filo rosso che era nel contempo un elemento di stabilità e un elemento di instabilità. Allora, come è noto, la Repubblica Democratica Tedesca era nata nel 49 e corrispondeva
essenzialmente alla parte di occupazione sovietica in cui è una delle 4 parti in cui era stata divisa la Germania all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. La nascita della Repubblica Federale Tedesca e della Repubblica Democratica Tedesca nel 1949 era in realtà la conseguenza del fatto che le 4 potenze vincitrici nella Seconda Guerra Mondiale, quindi la Gran Bretagna, la Francia, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, non fossero giunti a trovare un accordo e quindi a firmare una pace per la Germania. E questo è un elemento molto importante perché ci fa capire che fino al 90 sostanzialmente non è mai stato stilato, firmato un accordo di pace comune nei confronti delle 2 Germanie, ed è per questo che, come vedremo, al momento della riunificazione tedesca entreranno nuovamente in gioco le potenze alleate. La DDR costituiva, diciamo, l'altra Germania, ma come si vede anche, come dire, dalla cartina, era la Germania più debole fra le due, territorialmente meno estesa, copriva poi il territorio meno ricco, con minori anche disponibilità sul territorio rispetto al resto della Germania. La sua popolazione era di 16 milioni nei confronti dei 62-65 milioni della Repubblica Federale. Inoltre la DDR costituiva l'avamposto del mondo comunista nei confronti dell'Occidente, e quindi la cortina di ferro, se vogliamo, passava proprio all'interno della Germania e divideva le 2 Germanie. E questo cosa implicava? Implicava un confronto molto più diretto e serrato rispetto all'Occidente. Come si conserva, come si mantenne, diciamo, la stabilità interna al sistema nel periodo che giunse al 1961, che è l'anno in cui venne costruito il muro. Allora, le fughe dalla DDR, cioè la continua emorragia di popolazione, non costituì, insomma, una costante dell'esistenza della DDR dal 1945 al 61, però conobbe alcuni picchi. Un primo momento di crisi si ebbe appunto nel 1953 ed è significativo che coincise con un momento in cui il governo della DDR tentò di accelerare il processo di avvio di costruzione del socialismo, quindi procedendo alla collettivizzazione delle terre, imponendo delle misure molto più dure nell'industria, in termini di orario, in termini di salario, con l'obiettivo anche di finanziare il riarmo. Ecco, di fronte a questa pressione che avrebbe dovuto costruire più energicamente il socialismo reale, ci fu una sollevazione da parte degli operai. 500.000 operai edili a Berlino scioperarono e, come vedete, a questo sciopero fu posto fine con l'intervento dei carri armati, l'intervento armato sovietico, il che naturalmente rappresentava un vulnus molto profondo per quello che si definiva il primo Stato socialista degli operai e dei contadini in territorio tedesco. Avevamo quindi gli operai che si rivoltavano contro lo Stato che, diciamo, teoricamente li rappresentava. Ebbene, in questa occasione, in questo tentativo di accelerazione che poi fu attenuato anche per disposizione indicazione dell'Unione Sovietica, si ebbe un picco, vedete, di fughe dalla Germania. Solo dal gennaio all'aprile del 1953 120.000 persone si allontanarono. Ma come si allontanavano? Ecco, non potevano allontanarsi normalmente lungo il confine perché
tra le due Germanie. È meno noto, ma in realtà anche lungo il confine fra la DDR e la Repubblica Federale era stato costruito un muro. Questo fino dal 1950, inizialmente ecco, un semplice sbarramento, ma via via un muro che era dotato di torrette, sorvegliato dalla Volkspolizei, dalla polizia, e quindi l'unico sistema per poter fuggire, uscire dalla Germania Est era quello di passare attraverso Berlino. Perché attraverso Berlino? Perché Berlino, scusate se vi faccio andare avanti e indietro, ma è più chiaro se lo vediamo, ecco, Berlino, la città di Berlino non apparteneva al territorio della DDR. Berlino era rimasta una città occupata dalle 4 potenze alleate e quindi divisa in 4 settori attraverso i quali c'era una libera circolazione. La S-Bahn, insomma la metropolitana di superficie, e la U-Bahn passavano attraverso i 4 settori. E questo era diciamo, la via di fuga per poter appunto passare nella Germania occidentale. Fino al 61 c'era un percorso come dire, abituale di berlinesi occidentali che lavoravano a Berlino a Est, all'incirca 7.000 andavano ogni giorno nella zona Est, e viceversa circa 50.000 berlinesi dell'Est lavoravano a Berlino Ovest. Questa situazione aveva creato delle tensioni, ricordiamo già prima della nascita della DDR nel 1948, il blocco di Berlino. Ma attorno al 58-61 si ha un nuovo momento di tensione, e che anche questo coincide con col tentativo portato avanti dal gruppo dirigente tedesco orientale di accelerare ulteriormente la cosiddetta costruzione del socialismo. Cosa si voleva fare? Innanzitutto procedere all'eliminazione di ogni forma di azienda privata. In realtà c'erano ancora delle forme di proprietà privata delle aziende, quindi accelerare questo percorso, procedere ulteriormente con la collettivizzazione delle terre agricole, ma oltre a questo anche arrivare alla piena omologazione fra lavoro intellettuale e lavoro diciamo materiale, e poi l'introduzione della scuola politecnica obbligatoria fino ai 16 anni, l'obbligo di servizio militare. Ecco, queste misure incisero ulteriormente nelle condizioni della popolazione, in particolare aumentò l'esodo dei giovani, di coloro che avevano studiato, di coloro che potevano svolgere una professione che all'estero sarebbe stata molto remunerativa, architetti, ingegneri, medici, insomma professionisti. Che dal punto di vista della DDR, se pensate, era una perdita ulteriore, perché erano persone che venivano formate, istruite, e che poi appunto venivano perdute. Ci fu, diciamo, un tentativo al vertice, prego? Un tentativo al vertice in un incontro tra Kennedy e Khrushchev per trovare una soluzione, nel senso che Khrushchev minacciò di fare una pace separata con la Germania se gli Stati Uniti e gli alleati non avessero abbandonato Berlino. Capite che avere una enclave straniera, come dire, e nemica in questo caso, siamo nel clima della guerra fredda, all'interno del territorio nazionale, insomma, dal punto di vista della DDR era uno svantaggio. Kennedy naturalmente si rifiuta, Berlino rimane sempre un punto fermo nella politica occidentale, e quindi la soluzione, come dire, che viene trovata è quella di chiudere con un muro Berlino Ovest. Vedete che nel 61 si era arrivati ad una fuga di 2.600 persone al giorno. Nella notte quindi del 13 agosto viene costruito il muro.
linea di muro che poi viene potenziato, ma insomma sono cose che avrete anche queste visto più volte, se non di persona, alla televisione. Ecco, la misura viene presentata da Neues Deutschland, che era l'organo del Partito Socialista Unitario, che era il partito socialista dominante al potere della DDR, come una misura di difesa contro le minacce del mondo imperialista e capitalista. In particolare, qui si legge: abbiamo pestato i piedi ai militaristi. L'idea era sempre di costruire un mondo occidentale nemico, aggressivo, da cui la DDR pacifista doveva appunto difendersi. Ora la costruzione, insomma, del muro fu un elemento, se vogliamo, di stabilità, perché pose fine sostanzialmente a questa emorragia di forze giovani. Naturalmente ci fu anche chi tentò comunque la fuga. Vedete che tra il 61 e l'89 ci furono 700 morti tra coloro che avevano tentato in modo a volte rocambolesco di lasciare comunque la Germania dell'Est. Però la massa della popolazione naturalmente rimase e quindi questo diede al governo tedesco una qualche stabilità e maggiore controllo sulla popolazione. Era naturalmente però anche una misura, diciamo, di debolezza, perché rappresentava con evidenza, insomma, la coercizione e la mancanza di libertà che questo regime imponeva alla propria popolazione. Lungo, diciamo, il periodo che va dalla costruzione del muro alla sua caduta nell'89 ci furono però delle evoluzioni. In una società sostanzialmente statica, però noi possiamo individuare già negli anni 70 dei cambiamenti che ebbero al momento non evidenti, ma che poi riemersero nella seconda metà degli anni 80. Allora, i cambiamenti degli anni 70 sono in larga parte di matrice, se vogliamo, positiva. Cosa succede? Viene firmato il Grundlagenvertrag, cioè un accordo fra la Germania occidentale e la DDR nell'ambito della Ostpolitik, cioè questa politica portata avanti da Willy Brandt, il cancelliere socialdemocratico, che è volta non al riconoscimento ufficiale della Germania dell'Est, cosa che non avverrà mai, perché l'ideale della Repubblica federale era quello appunto della riunificazione, recupero, se vogliamo, anche dei Länder che erano all'interno della Repubblica Democratica Tedesca. Però una sorta di accordo e volto al miglioramento delle condizioni soprattutto dei cittadini. Quindi un accordo per il transito delle persone, un accordo per il transito dei mezzi, che resero possibile un maggiore numero di visite, la possibilità per i cittadini tedeschi orientali di andare in Germania occidentale con minori difficoltà. Soprattutto in base a questo accordo fu possibile ai paesi occidentali riconoscere ufficialmente la Repubblica Democratica Tedesca. Cosa significa? Fino al 72 la Repubblica federale, seguendo la dottrina, cosiddetta dottrina Hallstein, si rifiutava di avere rapporti commerciali con i paesi che avessero riconosciuto la Germania dell'Est. Quindi, per esempio, anche l'Italia, che aveva dei rapporti naturalmente privilegiati e importanti con la Repubblica Federale, non riconobbe ufficialmente dal punto di vista diplomatico la DDR, se non appunto dopo la fine di questa dottrina, che coincise appunto con la Ostpolitik e col varo del Grundlagenvertrag.
Quindi questo fu un elemento positivo per la DDR, perché ebbe un riconoscimento, poté raggiungere un riconoscimento generale anche nel mondo occidentale, che prima le era negato. Nel senso che tutti preferivano naturalmente avere dei rapporti, erano molto più interessanti e importanti economicamente i rapporti con la Germania dell'Ovest che con la Germania dell'Est. Questo riconoscimento, questo prestigio le consentì per esempio di essere inserita, di entrare nell'ONU dal 1973, quindi accanto alla Repubblica Federale. Un altro elemento positivo di questo periodo fu la partecipazione della DDR all'incontro ai trattati di Helsinki, quando appunto fu istituita l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione economica europea, e anche qui era un elemento che contribuì a dare maggiore prestigio alla DDR e di conseguenza anche ad aumentare il consenso della base, perché vedeva diciamo, la propria nazione, il proprio Stato avere un ruolo più importante a livello internazionale. Nel contempo, dal 1971 si ebbe un cambio al vertice, perché Ulbricht, il segretario della SED, fu sostituito da Eric Honecka, il quale avviò una politica economico-sociale diversa dal predecessore. Honecka si pose l'obiettivo di coniugare quella che era una politica sociale con la politica economica, costruire il socialismo e quindi procedere nella via del socialismo, ma contemporaneamente non soltanto potenziare lo sviluppo industriale di beni produttivi, ma anche di beni di consumo. Quindi creare una sorta, se vogliamo, di società del benessere socialista. Questo si tradusse in una serie di misure anche di un certo rilievo, per cui fu istituito per le donne il cosiddetto baby year, cioè un anno di maternità, fu ridotto l'orario di lavoro, fu potenziato la struttura degli asili nido e delle scuole materne. Ecco. E soprattutto si cercò di rispondere all'esigenza, al bisogno anche di avere una maggiore disponibilità di beni di consumo. Anche perché, l'avevo detto un po' velocemente prima, il fatto che la Germania dell'Est fosse proprio, come dire, la vetrina del mondo comunista affacciata sull'Occidente, faceva sì che ci fosse una maggiore attenzione rispetto ai consumi a livello di vita della Germania occidentale. Quindi il rapporto era molto più stretto e se vogliamo anche le esigenze, le richieste da parte della popolazione della DDR erano, diciamo, in qualche modo maggiori rispetto a quelle magari degli altri paesi dell'est, che non si trovavano proprio ad un confronto diretto con la società del consumo occidentale. Allora, questo diciamo, è il lato positivo di questo sviluppo, però questo stesso sviluppo aveva in sé anche degli elementi che poi sarebbero diventati potenzialmente elementi di crisi. Cosa intendo? L'idea di costruire appunto una società del benessere socialista portò la DDR ad un crescente indebitamento. Per poter permettersi di offrire alla propria popolazione certi beni, la DDR dovette iniziare a chiedere prestiti, in particolare alla Repubblica Federale. Inoltre si introdusse anche un po' una cultura, se vogliamo, del consumo che era un po' estranea all'ideologia ufficiale e che soprattutto l'azienda, l'economia, il sistema di produzione centralizzato, inefficiente della DDR non era in grado, insomma, nel lungo periodo di soddisfare. L'apertura all'Occidente. L'apertura all'Occidente facilita quindi i contatti, quindi la vita dei cittadini della DDR insomma migliora, però questo significa anche una maggiore, come dicevo poc'anzi, un maggiore contatto con i
i tedeschi dell'Occidente, un confronto più serrato rispetto al quale comunque la DDR risultava perdente, perché non sia sul piano dei consumi, ma anche se pensiamo sul piano della libertà di movimento, ecco, era sicuramente, offriva sicuramente di meno. Helsinki, l'aver partecipato agli accordi di Helsinki significava anche aver firmato l'impegno per il rispetto dei diritti umani. Anche questo è un punto fondamentale, perché il mancato poi rispetto dei diritti umani da parte della DDR, quindi la compressione della libertà, l'impossibilità intanto a viaggiare, davano la base agli oppositori per poter protestare e rivendicare il rispetto di quei diritti per i quali sui quali la DDR si era anche impegnata. E volevo anche fare riferimento, se riesco, ecco qui, ad un momento che può sembrare marginale, cioè il fatto che nell'estate del 73 si fosse organizzata proprio a Berlino Est il Festival Mondiale della Gioventù. Ecco, perché è importante? Una settimana in cui accorsero da tutto il mondo, ci furono anche delegazioni italiane, non soltanto del Partito Comunista, del Partito Socialista, ma anche una delegazione di cattolici di sinistra, accorsero appunto a Berlino in una cornice di libertà, diciamo. Era tutto sommato una libertà vigilata, perché nella preparazione di questo festival in precedenza il Ministero per la Sicurezza dello Stato aveva, come dire, allontanato tutte le possibili voci di dissenso, aveva chiuso preventivamente in carcere oppure in case di rieducazione i giovani potenzialmente devianti, però per coloro che accorrevano e anche per i ragazzi che avevano organizzato nella federazione giovanile comunista della DDR questa settimana, insomma, si respirò un clima di libertà. Si ebbe come l'esperienza di un socialismo, come dire, per citare magari Dubček, un socialismo, se vogliamo, dal volto umano. E questi ragazzi che parteciparono alle manifestazioni poi naturalmente furono delusi quando, chiusa la settimana, si ritornò alla situazione abituale, e alcuni studiosi appunto hanno posto in luce come questa generazione, che insomma 73 avrà avuto 20 anni, insomma dai 18 ai 15 ai 20 anni, fu poi anche in larga parte la stessa generazione che nell'89 si mobilitò nell'ambito delle manifestazioni che, diciamo, condussero e prepararono la caduta del muro. Una generazione che aveva fatto in qualche modo l'esperienza della libertà, era poi stata repressa e che poi in qualche modo non aveva più rinunciato a questa esperienza. Ma su questo poi ritornerò. Ecco, gli anni '80. Negli anni '80 le questioni di carattere interno nazionale si intersecano strettamente al quadro internazionale. Un quadro internazionale che, come sapete, è contrassegnato da profondi cambiamenti, soprattutto nel mondo comunista, e in particolare mi riferisco insomma all'ascesa al potere di Gorbaciov nell'85 e al nuovo indirizzo di politica sia interna ma anche di relazioni nuove che avviò sia tra est e ovest, ma anche all'interno del mondo comunista. La politica di distensione che Gorbaciov avvia, e quindi questo asse, se vogliamo, che si crea fra Reagan, il suo secondo mandato, e Gorbaciov, ricordiamo nell'87 il trattato per l'eliminazione dei missili di medio raggio, quindi Pershing 2 e gli SS-20, le dichiarazioni insomma di Gorbaciov che
a un certo punto appunto dice che l'Occidente, che il mondo occidentale, la NATO, l'Europa non sono un nemico, quindi quel clima di forte contrapposizione viene meno. Inoltre, insomma, posso qui ricordare sinteticamente insomma, la linea perseguita di Gorbaciov, di una perestroika, della glasnost, che comportavano anche l'abbandono di qualsiasi politica di intromissione all'interno delle politiche degli stati satelliti. La dichiarazione ufficiale che non si sarebbe intromesso nelle scelte politiche dei vari gruppi dirigenti, e questo naturalmente portò a delle profonde dei profondi scossoni, pensiamo alla Polonia, all'Ungheria, alla Cecoslovacchia, insomma, in cui la classe dirigente avviò dei processi di cambiamento. Questo disinteresse in qualche modo aveva insomma un duplice significato: da un lato sì, una scelta politica, dall'altro anche una scelta come dire, di carattere economico. C'era Gorbaciov vedeva il peso anche economico di questo sistema di satelliti. Una volta venuto meno, diminuito il pericolo atomico, pericolo insomma di una guerra est-ovest, e questo col trattato in particolare dell'INF, anche il ruolo degli stati satelliti in qualche modo diventava meno importante. Si assiste anche a una crisi a livello globale, gli effetti di una crisi petrolifera, e dal 1981 l'Unione Sovietica diminuisce il contributo di petrolio che dava la DDR, lo diminuisce considerevolmente, perché si passa da 19 a 17 milioni di tonnellate di petrolio all'anno. Parallelamente, vi dicevo, una crisi, diciamo, cambiamenti a livello globale e però difficoltà anche nazionali. Ecco, è cresciuto notevolmente il debito della DDR nei confronti dell'Occidente. Ecco, nell'89 è stato appunto calcolato pari a 26 miliardi di dollari, un disavanzo di 12 miliardi di dollari tra import ed export, e tutti i dati che erano celati ma che poi appunto vennero resi evidenti appunto nell'89. La scelta anche fatta da Honecker di offrire una società di beni di consumo aveva fatto diminuire alcuni investimenti produttivi che avevano che potevano essere più competitivi con l'estero, e quindi questo fa aumentare il disavanzo tra l'import e l'export, e per esempio costringe la DDR a vendere che cosa? A vendere per esempio plasma, sangue, a vendere armi, nonostante che ufficialmente sia uno Stato pacifista, a vendere i prigionieri, a fare uno scambio di prigionieri politici in cambio di denaro. Dal punto di vista del gruppo dirigente della DDR, i cambiamenti avviati da Gorbaciov sono visti con grande timore e vengono assolutamente rifiutati. Honecker non intende adeguarsi alle linee che in qualche modo sono invece seguite da alcuni paesi del blocco dell'est. Vabbè, facciamo l'eccezione naturalmente della Romania. Da parte della popolazione però c'è la speranza ovviamente che il gruppo dirigente si adegui, e quindi si crea, come dire, si allarga la distanza tra un gruppo dirigente rigidamente ancorato a quelle che erano le modalità di potere che aveva mantenuto fino ad allora, e invece una popolazione, inizialmente non una massa della popolazione, alcuni gruppi che auspicano un cambiamento e che vedono appunto un riferimento importante in Gorbaciov per questo cambiamento.
già prima dell'89, quindi diciamo tra l'85 e l'89, ci sono insomma dei momenti di tensione. Per esempio nell'86, quando c'è la tragedia di Chernobyl, nella DDR non viene data notizia. La cittadinanza lo sa dalle televisioni straniere. Nell'88 la rivista sovietica Sputnik pubblica, appunto questa politica di trasparenza e di apertura, pubblica alcuni documenti relativi al patto Molotov-Ribbentrop. Vi ricordate il patto di non aggressione tra la Germania nazista e l'Unione Sovietica del 1939, che ovviamente fino ad allora non erano stati resi noti nell'Unione Sovietica per mantenere il mito dell'Unione Sovietica che aveva lottato sempre compatta contro il nazismo. Ebbene, questa rivista, che solitamente veniva tradotta e pubblicata anche nella DDR, in questo numero non viene più pubblicata. Ci sono quindi delle proteste che coinvolgono però gruppi ancora ristretti. Qui appunto facevo riferimento alla Umweltbibliothek di Berlino, cioè la biblioteca dell'ambiente. Attorno a questa biblioteca si radunano giovani, intellettuali, oppure anche attorno alle chiese, che non chiedono, ecco, in realtà il ribaltamento, diciamo la fine della DDR, ma vorrebbero insomma una sua riforma, modello, se vogliamo, Unione Sovietica di Gorbaciov, quindi rispetto delle libertà, dei diritti personali, il diritto di voto, il diritto di viaggiare e la tutela dell'ambiente. Ecco, da una parte questi gruppi si sentono, come dire, più protetti, tutelati, perché sanno che l'Unione Sovietica non interverrà, possono protestare, d'accordo, ma non avremo i carri armati come li abbiamo visti nel 1953. Dall'altra però sono ancora gruppi, diciamo, isolati, minoranze, e quindi nei loro confronti il Ministero per la Sicurezza dello Stato, la famosa Stasi, e quindi insomma, la polizia può facilmente intervenire. La Umweltbibliothek viene chiusa, queste Grenzfall, alcune riviste vengono appunto anche queste bloccate, ne viene bloccata la pubblicazione. Ma allora quando è che abbiamo una svolta? Ecco, la svolta importante ce l'abbiamo con le elezioni comunali. Le elezioni comunali si tennero nel 7 maggio del 1989. Perché sono importanti? Allora, da una parte il regime poneva grande fiducia in queste elezioni, perché il regime non aveva accettato alcun suggerimento di Gorbaciov di un cambiamento, e quindi avere un forte consenso alle elezioni significava per il regime mostrare il consenso, l'appoggio che la popolazione dava alla propria politica, diciamo, di conservazione, insomma, di mantenimento dello status quo. Nel contempo però le elezioni comunali sono una buona occasione, perché consentivano anche un contatto più diretto tra gli elettori e gli eligenti, insomma, e le amministrazioni. Normalmente le elezioni, sia quelle comunali fino ad allora sia quelle politiche, erano organizzate con la presentazione dei candidati fatta dall'alto, cioè era la SED che presentava i candidati, che insomma una sorta di plebiscito, la lista dei candidati che andavano accettati o rifiutati, e questo valeva sia a livello comunale sia a livello politico. A gennaio vengono quindi presentate le candidature e le opposizioni allora questi gruppi di opposizione iniziano a chiedere: ma possiamo invece proporre anche noi dei candidati? La proposta naturalmente viene rifiutata. Allora questo movimento inizia a pensare a delle strategie alternative. Ecco, qui c'è una frase abbastanza simpatica, cioè ci sono le elezioni e non ci va nessuno. D'accordo? Quindi prima
si propone l'astensionismo, non andiamo a votare, anche questo sarebbe stato un forte senso di segnale di dissenso. Oppure, dato che si tratta di elezioni comunali, le persone iniziarono a rivolgersi alle amministrazioni e dire sì, va bene, noi votiamo, partecipiamo, veniamo a votare, però voi intanto ci mettete il telefono, aggiustate le strade, ci date permessi di uscire, insomma una sorta di ricatti, fare un voto di scambio. Ma soprattutto si decise di controllare gli scrutini. Ecco, e questa è anche l'importanza, perché erano nei singoli paesi, insomma a livello di città era più semplice vedere, fino allora non lo si era fatto, lo si può fare adesso perché c'è un clima internazionale diverso. E quindi nei vari seggi, nei vari comuni si controllano gli esiti elettorali. Ecco, e allora per la prima volta si ha la prova dei brogli. Ecco, le elezioni erano sempre state, diciamo, elezioni bulgare, ecco, per così dire, quindi quindi di brogli si era sempre sospettato, però adesso si aveva appunto la prova. Ecco, il 98,85% avrebbe votato a favore dei candidati, quindi solo l'1,15% avrebbe votato, non li avrebbe votati. In realtà già solo a Berlino la percentuale non tornava, perché sulla base del controllo degli spogli, ecco, i voti contrari dovevano essere tra il 6,6 e l'11,3%. Poi questo calcolo è stato fatto per i vari paesi e quindi è emersa con l'evidenza la prova di questi brogli, e questo ha creato una protesta che non è più stata la protesta dei gruppi giovani legati alla Chiesa o comunque dei giovani intellettuali, studenti universitari, ma una protesta delle masse di cittadini. E quindi che mandarono per esempio lettere ai vari leader del partito. Egon Krenz, che era il vice di Honecker, ne ricevette più di 300, in cui si faceva riferimento chiaramente a questa imbroglio. Anche qui ecco, ci sono delle immagini di queste manifestazioni che si tennero il 7 di ogni mese. Il 7 maggio c'era stato appunto il giorno delle elezioni, la gente scendeva in piazza, faceva queste manifestazioni, questi sit-in, queste manifestazioni pacifiche, però essendo centinaia di migliaia di persone non era possibile per la polizia intervenire. Gli occhi poi insomma, della stampa internazionale erano anche concentrati su queste manifestazioni. Ecco, qui mi è sembrato abbastanza simpatico uno di questi slogan, che in tedesco viene molto bene, però insomma lo traduco: troppo stupidi da riuscire a fare le addizioni, da riuscire a contare, però però sono incapaci di governare un intero paese, insomma. Ecco, quindi invece qui per un paese aperto con uomini, con persone libere. Ecco, nell'estate, come è noto, l'avevamo appunto ricordato anche prima, c'erano state però queste fughe di cittadini della DDR che diciamo col pretesto di andare in vacanza, e potevano andare in vacanza solo ancora nei paesi dell'est, si portarono in Ungheria, che aveva aperto il confine con l'Austria, o in Cecoslovacchia, affollavano le ambasciate della Repubblica Federale, quindi un momento diciamo di grande tensione, di fronte al quale e anche di evidente diciamo protesta, di fronte al quale il gruppo dirigente ancora non fa nulla, non cambia nulla. Questa è la celebrazione del 7 ottobre del 1989, la celebrazione dei 40 anni della DDR. Quindi alla presenza di Gorbaciov, quindi gran momento solenne, preparato da mesi, celebrato, e che però coincise con una protesta di oltre 5.000 persone nel centro di Berlino, con una grande manifestazione davanti al Palazzo della Repubblica, che era il simbolo
teoricamente del potere del popolo, perché era la sede del Parlamento. Ora, divenne, diciamo, evidente come c'era uno iato nettissimo, uno scollamento nettissimo tra il regime e la realtà e la base. E a questo punto, diciamo, ci fu anche un tentativo, però come dire in extremis, un po' probabilmente troppo tardivo della classe dirigente di cambiare. Dopo ci torniamo. Quindi il 17 ottobre, quindi a soli 10 giorni dalle celebrazioni dei 40 anni della DDR, Honecker dava le dimissioni per motivi di salute e veniva sostituito dal vice Egon Krenz, che naturalmente, insomma, rappresentava di fatto, insomma, una continuità, però nel contempo si inaugurò una politica di apertura, nel senso che ogni sera veniva svolta una conferenza stampa in cui la SED faceva il gruppo dirigente, insomma, faceva una relazione sui cambiamenti in atto, e in particolare il 6 novembre, come ricorderete, fu annunciata il varo di una nuova legge sui viaggi, che quindi avrebbe dovuto consentire di andare all'estero con più facilità. Questi tentativi però di cambiare il sistema dall'interno probabilmente erano un po' tardivi, anche perché contemporaneamente si moltiplicavano le manifestazioni di piazza, quindi abbiamo oltre 130 dimostrazioni con la partecipazione di più di 500.000 di persone. Questa è la frase molto significativa di Christa Wolf. Christa Wolf, che è l'autrice del Cielo diviso, questa scrittrice tedesco-orientale che era sempre rimasta nella DDR, ma sempre anche su posizioni comunque critiche nei confronti di questo regime. E che tuttavia, appunto, vedete, questa è la frase famosa, immaginate un po', c'è il comunismo e nessuno scappa. Questo perché, lo potete leggere voi, perché ricordo questa frase, non solo perché celebre, perché la persona era una figura importante, ma perché in realtà nelle richieste in questa fase inizialmente della massa di gente che scendeva in piazza, non c'era tanto l'idea di distruggere la DDR e di arrivare all'unità, a unificare la Germania. C'era piuttosto appunto quest'idea di creare, ripeto quanto dicevo prima, una specie di socialismo dal volto umano, quindi libertà, elezioni autentiche, insomma, segrete, libertà personali, libertà di movimento. Quindi l'idea era quella di, come dire, impegnarci per la democratizzazione, elezioni libere, diritto e sicurezza. Nella notte, appunto nella sera del 9 novembre, quando poi si aprì il muro, insomma iniziò il crollo del muro, la svolta fu del tutto estemporanea e fu, diciamo, se vogliamo, anche casuale. Insomma, dico cose troppo note, insomma, se ricordo come di fronte alla domanda di un giornalista, appunto italiano, il portavoce della SED, Schabowski, un po' preso, come dire, di contrapiede e senza avere in realtà avuto alcune informazioni in proposito, avesse detto sì,
il muro si apre da subito, e quindi c'era stata questa marea umana che si era portata appunto ai varchi. La polizia non aveva sparato, perché come sapete l'ordine della polizia, della Volkspolizei, era quella di sparare a chiunque insomma senza permesso volesse passare attraverso il muro. E quella notte tra il 9 e il 10 novembre passarono da Berlino Est a Berlino Ovest più di mezzo milione di persone. Questo naturalmente accelerò gli eventi, quindi abbiamo la nascita del tavolo centrale, appunto la tavola rotonda centrale in cui sedevano tutti i rappresentanti delle opposizioni. Nel frattempo si era ricostituito il Partito Socialista. Abbiamo un cambio di governo, quindi Stop passa il testimone a Modrov. È un periodo, come dire, un po' come dire magmatico, nel quale però inizia ad affermarsi anche nella popolazione che manifestava un po' l'idea di unirsi, di fare delle due Germanie una sola Germania. Ecco, gli slogan sono sempre anche molto importanti, perché qui ricostruiamo una storia che passa anche attraverso che viene accelerata dai movimenti di massa. Ecco, lo slogan prima era stato Wir sind das Volk, noi siamo il popolo. Cosa voleva dire? Dato che questa era una democrazia popolare, diceva sì, è una democrazia popolare, però il popolo siamo noi, quindi ci dovete restituire, rivolgendosi alla sede, quel potere che voi gestite in nome nostro, ma che è nostro. Adesso però lo slogan cambia e dice noi siamo un popolo, dove un popolo in tedesco, questo ein, non è così siamo un popolo, come nella traduzione italiana, siamo un popolo qualsiasi, no, siamo un solo popolo. Ecco, proprio il concetto, noi siamo un popolo unico nel senso siamo un solo popolo, e quindi si inizia ad affermare questa istanza, che vi ripeto prima non era presente, di accelerare, se vogliamo, i tempi. È caduto il muro, l'abbiamo buttato giù, bene, allora eliminiamo ogni cambiamento, ogni barriera. Naturalmente su questo incideva anche come dire, l'idea che dell'Occidente ci si era fatti nella DDR. Pensiamo passare da Berlino Est, gente che magari non era potuta mai andare neanche a Berlino Ovest, e come dire, la ricchezza, la disponibilità di merci, insomma vari aspetti. Il problema è quale unificazione. Posso andare ancora un po' avanti? Sì. Non vorrei abbattervi perché vi addormentaste tutti. Ecco. Allora, quale unificazione? Ecco. Come sapete, di fronte a questa nuova situazione interviene la politica, e quindi Kohl interviene proponendo, diciamo, un'accelerazione questa volta dall'alto, nel senso che presenta al Bundestag a fine di novembre i 10 punti per un'unificazione della Germania, che vi ripeto non solo non era fra le richieste dei manifestanti fino ad allora, però non era neanche nell'agenda politica internazionale, cioè, il lungo periodo della Germania sì, però se pensiamo al resto dell'Europa e del mondo non la prevedeva. Ecco, quindi Kohl fa questa avanza allora questa proposta, e lo fa in nome appellandosi all'articolo 23. Allora, il Grundgesetz era la Costituzione della Repubblica Federale Tedesca, appunto del 1949, che all'articolo 23 prevedeva che la Costituzione appunto si applicasse, qui c'è l'elenco di tutti i land, le regioni insomma della Repubblica Federale, e che nelle altre parti della Germania entrerà in vigore dopo la loro accessione. Quindi in base a questo articolo si diceva i Länder che sono nella DDR entrano e entrano e accettano questa Costituzione, ed è una cosa molto semplice, veloce soprattutto,
che però, come pensate, accessione può anche, che poi è stata un po' la polemica che si è sviluppata, è stata anche percepita come un'annessione, cioè entriamo e troviamo già il pacchetto costituzionale fatto. L'altra, e questa però è la linea della CDU, è la linea che è il partito di Kohl. Viceversa, all'articolo 146 si diceva che appunto la Costituzione sarebbe appunto avrebbe cessato appunto di avere vigore nel giorno in cui subentrerà una Costituzione approvata con libera deliberazione dal popolo tedesco. Allora l'alternativa era quale? Bene, adesso facciamo una nuova Costituzione tutti insieme, la votiamo, quindi Est e Ovest, e allora si parte, cioè non entriamo in un'altra Costituzione, come dire, si rimettono le fondamenta per un nuovo come dire, quadro politico-istituzionale. Questa linea però naturalmente sarebbe stata molto più lunga, d'accordo? È la linea che veniva per esempio portata avanti e perseguita dalla SPD dell'Est, cioè il Partito Socialdemocratico che si ricostituisce ad Est e che quindi è alle elezioni del 18 marzo del 1990, che sono le prime elezioni libere che si tengono nella DDR, che si fronteggiano insomma le due ipotesi. La CDU dice facciamo come dice Kohl, quindi unificazione in tempi brevi, accettiamo questa Costituzione, entriamo, oppure la SPD diceva facciamo questo percorso perché così salvaguardiamo alcuni valori della DDR, poi questo avrebbe comportato diciamo un periodo un po' più lungo. In questa linea forse possiamo anche leggere la volontà di portare avanti un discorso del socialismo diverso da quello che era stato fino ad allora. Ecco, invece le elezioni danno un esito insomma del tutto a favore della CDU, quindi Kohl, perché sono 163 deputati per la CDU e la SPD ne ha 88. E a questo punto diciamo da parte delle due Germanie insomma, la linea è tracciata, quindi adesione alla linea di Kohl. Queste sono appunto le date fondamentali, quindi l'unificazione monetaria il 1° luglio, e poi l'unificazione tedesca, quindi la Germania unita il 3 ottobre. È interessante che nel frattempo, ecco vedete 1° ottobre, cosa succede? Che la DDR entra nella CEE, nella comunità europea, ci entra e rimane poco, per dire, per 2 giorni, insomma per 3 giorni, e però questo è un passo che viene perseguito soprattutto, voluto dalla DDR che era naturalmente in fase uscente, insomma, ma anche voluto dall'Italia. L'Italia, se ricordate, il 1° luglio aveva iniziato il semestre di presidenza europea e era stata esclusa, magari poi ci torneremo, dalle trattative, e recupera diciamo un suo ruolo nell'ambito appunto del semestre della presidenza europea, sostenendo l'aspirazione della DDR di entrare nella comunità europea, e lo fa anche, insomma, alla fine diventa una presenza simbolica, però aveva un po' la funzione in quel momento di rafforzare un po' la componente della DDR e, se vogliamo, anche di porre un freno, o comunque di ostacolare un po' le istanze della Repubblica Federale Tedesca, che peraltro appunto era in realtà contraria a questo passaggio, avrebbe voluto evitare questo passaggio. Magari posso altri 5 minuti fare alcune considerazioni. Ecco, l'unificazione quindi diciamo è tra le due Germanie, quindi una stessa nazione divisa in 2 stati che si ricostituisce, che torna appunto all'unità, però in realtà questo processo non si risolve a livello
nazionale o diciamo intranazionale, perché in realtà chiama in causa soggetti internazionali e primi fra tutti vedete appunto la formula 4+2, cioè nel processo di riunificazione della Germania devono necessariamente prendere parte le 4 potenze, dicevamo, vincitrici della seconda guerra mondiale. La formula che viene definita è quella di una trattativa che coinvolge Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Unione Sovietica più le 2 Germanie, perché dicevamo erano potenze con le quali ufficialmente la Germania non aveva ancora fatto pace, se vogliamo, non aveva ancora definito il suo status unitario dal 45 fino al 90. Ed è la ragione per cui si sceglie questa formula, è quella necessaria. Poi però pensate quali altri soggetti internazionali erano coinvolti. Era coinvolta la Comunità Economica Europea, di cui la Repubblica Federale faceva parte e naturalmente non la DDR, e però l'altro soggetto internazionale era il Patto di Varsavia, d'accordo? Quindi, di cui era parte invece la DDR. Pertanto il processo, come dire, che porta all'unificazione è un processo anche complesso, perché abbiamo sì la proposta di Kohl, l'accettazione, se vogliamo, da parte della popolazione della DDR, però poi si passa attraverso un primo vertice NATO, questo già a dicembre dell'89, poi c'è il famoso incontro di Ottawa in cui ci sono i rappresentanti dei ministri degli esteri dei paesi del Patto di Varsavia e del patto della NATO. È in quell'occasione che l'Italia, che in quel momento aveva appunto come ministro degli esteri era De Michelis, cerca di intervenire, di voler ancorare il processo di unificazione anche o meglio, di far partecipare al processo, alle trattative per unificazione anche l'Europa, la Comunità Economica Europea, dicendo che appunto è parte il cambiamento, diciamo, dello status della Germania coinvolge anche l'Europa, e in quell'occasione invece il ministro degli esteri Genscher appunto disse all'Italia, come dire, in modo anche un po', come dire, sì, non del tutto gentile, ma insomma corrispondeva al vero: you're not part of the game, tu non sei all'interno di questi giochi, ed è per questo che in qualche modo l'Italia cercò di rientrare, se vogliamo, nei giochi dalla porta di servizio, ma neppure tanto di servizio, con la presidenza europea, quindi cercando di influire o perlomeno insomma di monitorare i passaggi. Un altro momento fondamentale fu anche l'incontro tra i ministri degli esteri poi della Comunità Europea, che si ebbe dopo l'esito delle elezioni. Erano passaggi, diciamo, dovuti sul piano del diritto internazionale, però erano anche, come dire, sentiti molto perché c'era un timore in realtà rispetto al processo di riunificazione, cioè tutto l'iter europeo, di costruzione europeo, era stato costruito attorno ad una Germania dimigliata, insomma, attorno alla Repubblica Federale che non comprendeva la DDR. Adesso il processo avrebbe introdotto l'Europa, si trovava di fronte, insomma, una Germania, diciamo, che non era raddoppiata, ma insomma che comunque era molto più grande, e comunque riemergeva insomma un po' lo spettro della Germania. Ancora in questa classe dirigente insomma c'era l'idea della Germania che era stata come dire, che aveva causato insomma la seconda guerra mondiale. I timori erano quelli: riusciamo a fare una Germania europea o diventa un'Europa tedesca? Come sapete poi insomma il tema in qualche modo è prego.
Sì, ecco, poi il tema, come sapete, è riemerso, basti pensare, insomma, dopo la crisi, insomma, anche del 2009, insomma, più volte, anni fa è uscito proprio un libro, insomma, intitolato L'Europa tedesca, ecco, era poi anche quello che il timore che aveva espresso la Thatcher, in realtà noi, altra figura appunto che aveva espresso perplessità rispetto al processo di unificazione. In realtà non lo si poteva ostacolare perché era un'idea condivisa che giustamente la Germania avesse dovuto ottenere l'unità, però poi c'erano parecchie remore e timori, l'Italia naturalmente anche, li aveva già espressi appunto prima Andreotti, ma anche la Francia era stata, come dire, un po' il paese leader che aveva condotto il processo di unificazione, pensiamo, non so, a Schuman, a Briand, a Jean Monnet, insomma queste grandi figure della Francia, e quindi una volta che la Germania nella sua interezza entrava in Europa, questo poteva appunto spostare gli equilibri. La soluzione, se vogliamo, fu trovata con la proposta, insomma, che fu avanzata dallo stesso Kohl, cioè va bene, voi accettate l'unificazione della Germania, in cambio la Germania rinuncia al marco e acceleriamo il processo di unificazione. Infatti, dall'atto unico al trattato di Maastricht in questo percorso che era già stato segnato, cioè l'idea di arrivare all'unione monetaria, di creare un mercato unico, era già stata avviata dall'atto unico dell'86, però insomma poi i lavori erano stati affidati alla commissione Delors, la direzione era quella, però i tempi furono sicuramente accelerati dalla necessità di ancorare una Germania più grande ad un sistema europeo. Quindi il trattato di Maastricht, che appunto fu firmato nel dicembre del 91, pose appunto il principio, come sapete, dell'Unione Monetaria Europea e anche delle prime forme di unione politica con la politica estera e di sicurezza comune. Vabbè, non so se poi volevo fare insomma una riflessione sullo Stagli. Ecco, no. Una cosa medica. No, non è una cosa medica, è un termine che era stato coniato da un cabarettista in realtà nel 2003, che poi è stata anche denominata come parola dell'anno mi pare coniato nel 2002, poi parola dell'anno nel 2003, per indicare questa nostalgia del host, cioè dell'est, questa nostalgia del passato, idealizzazione del passato, che è un po' uno degli elementi che poi contrassegnano gli effetti di lungo periodo di un'unificazione che da taluni insomma è stata percepita come troppo accelerata, se vogliamo, anche se insomma in realtà era stata voluta dai cittadini orientali. Ecco, vi davo alcuni dati qui, i tedeschi, ecco, della Bundesrepublik a marzo erano favorevoli al 61% all'unificazione, a maggio già erano scesi, qui siamo a maggio del 28%. Poi quando si trattò dei sacrifici, come sapete i tedeschi stanno ancora pagando, i tedeschi occidentali, nelle tasse ogni anno una quota per l'unificazione, quindi la disponibilità a fare sacrifici scese dal 61 al 28%, e l'unificazione inizialmente fu ritenuta a giugno, ecco, vantaggiosa dal 63% dei tedeschi orientali, e invece già diciamo nel giugno del 90 i tedeschi occidentali non la ritenevano tale. E poi non so se andare avanti oppure un minuto.
sì, quindi ecco, si sviluppa insomma quest'idea, questa è la generazione dei più giovani che dicono, non si sentono ancora radicati alcuni, insomma, nel... Vediamo, scusa. Ecco, qui ci sono delle immagini nel momento in cui viene tolta la statua di Lenin, allora appunto la Bundesrepublik, i tedeschi occidentali vengono definiti occupatori. Voi occupatori della Germania occidentale avete paura persino di un Lenin di pietra? Ecco, quindi una contrapposizione, insomma, per arrivare, e concludo, ecco, qui sono il Corriere della Sera del 27 settembre scorso, all'indomani delle elezioni politiche. Vi ricordate che in quell'occasione Alternative für Deutschland, questo partito di estrema destra, aveva mandato con voto diretto numerosi, adesso non ricordo qui, ecco, 16 mandati diretti per Alternative für Deutschland in Parlamento. Questi Länder sono appunto i Länder della ex Germania orientale, e che quindi evidenziano in sostanza un disagio. Nell'articolo di Massimo Nava si faceva riferimento appunto a quanto Angela Merkel stessa aveva detto, per cui al trentennale della caduta del muro, dicendo appunto ancora i cittadini dell'est si sentono cittadini di seconda classe. Hanno avuto dei vantaggi insomma economici, però il problema è ancora, come dire, di una completa accettazione. Poi l'unificazione accelerata, che come abbiamo visto è stata voluta anche dall'est, e poi a posteriori è stata vista talvolta come una sorta appunto di annessione, insomma, di conquista. E quindi insomma, per concludere, un evento diciamo inatteso, estemporaneo, non molto voluto, che si radicava in processi di lungo periodo e che si inseriva in un quadro internazionale, e che ha portato avanti conseguenze però molto diciamo importanti, che ha come dire, dato una svolta a quello che è stato il processo di unificazione europea, che ha richiamato in causa i grandi protagonisti della seconda guerra mondiale. E vabbè, questa è una cosa un po' dire più triste, che rimane ancora il muro come un simbolo. Avrete sentito appunto tutti le dichiarazioni di Zelensky quando, rivolgendosi ieri mi sembra sì al cancelliere Scholz, appunto ha richiamato il muro, ha detto abbattete questo muro, avete abbattuto il vostro muro, e richiamava le dichiarazioni che Reagan appunto aveva fatto nell'87. Quindi bene, vi ringrazio per l'attenzione, spero. Quali intende? Della Germania? Beh, diciamo che a parte la Romania, in cui come sappiamo è stata la transizione verso diciamo il capitalismo, insomma verso il crollo di Ceausescu era stato molto violento. Negli altri paesi invece c'era stato un processo molto più diciamo una rivoluzione non violenta, e il cambiamento così radicale diciamo in Germania occidentale, tra la Germania Est e la Germania Ovest, era stato visto come positivamente, insomma, si inseriva in un quadro di cambiamenti che avevano in realtà coinvolto la Polonia, l'Ungheria, la Cecoslovacchia, che in parte erano stati anche precedenti, perché in Polonia le elezioni sono nella primavera dell'89, quindi le nuove classi dirigenti che emergono nei paesi dell'est si accolgono con favore, insomma è parte del processo, insomma, sì.
Sì. Sì. Sì. Alla, scusi, non ho capito. Mm. 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 No, no, certo. Mm. Certo. Mm. Mhm. Mm. Sì, adesso magari meno, diciamo, però era stato... Sì. Mm. Sì, 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 lo so. Mm. 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 Eh, allora, no, diciamo, insomma, sono diminuite le contrapposizioni, diciamo, nel tempo, fino a un certo punto, insomma, però, ecco, io non direi proprio, allora, che sia stata imposta all'Occidente. È vero che se guardiamo anche questi dati che ricordavo prima, i Westdeutsche giugno 90 erano il 63% non favorevoli, quindi diciamo c'era un 37% che lo voleva e il resto no. D'accordo. Sì, era già, sì, era già calato appunto in effetti. Eravamo, sì, d'accordo. Non direi però proprio di un'imposizione politica. Come dire, era una linea politica, sì, che Kohl perseguiva, che però, se pensa, anche rispondeva a quella che era diciamo la cultura generale, l'idea di fondo che non aveva mai escluso l'unificazione, che aveva sempre puntato all'idea di, come dire, che non certo di assimilarsi alla Germania dell'Est, ma che la Germania dell'Est rientrasse appunto nella Germania occidentale. D'altra parte, ecco, vede, già dalla Costituzione del 49 la Costituzione diceva questi sono i Länder, le altre parti della Germania, cioè il concetto comunque di nazione era diverso dal concetto di Stato, rimaneva comunque l'idea. Dopo, a mio avviso, in qualche modo alcune differenze sono emerse soprattutto dopo, forse, quando, come dico, poi sono anche emerse differenze, se vogliamo, culturali. Sì. No, no, so che ci sono, poi ci sono molti pregiudizi, ancora incomprensioni, sì, è vero. Ehm, Non parlerei però, conoscendo insomma la Germania occidentale, proprio di un'imposizione, non so, era come un dovere morale in qualche modo, no? In un certo senso, era difficile. Sì, non è che ci sia stata però al momento un'opposizione, ecco. Forse non sarebbe stata neanche concepibile, voglio dire, ecco. Sì, va bene, grazie.